tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta. Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà. Una trasmissione di Francesco Tonini. Chiusa la parentesi notizie, accendiamo il microfono degli ospiti e iniziamo con Massimiliano Misdaris. La bicicletta, più in fretta. Benvenuto nel podcast a Massimiliano Misdaris. Cosa curiosa, settimana scorsa ho intervistato papà Misdaris, Fulvio, in un evento organizzato dall'Automobile Club di Udine for Safety, più o meno nella stessa lunghezza d'onda c'è anche Massimiliano. Allora Max, grazie per il tempo che dedichi come sempre al nostro podcast. Avete un'iniziativa di cui è il caso di parlare, cosa dici? Sì, ciao Francesco, sì, abbiamo un'iniziativa, ne abbiamo due in realtà prima delle feste, diciamo. La prima, molto in breve, è la pulizia invernale dei sentieri della Lugnesie, che come ben sai fanno parte della Bernardia Trail Area nella zona di Ninis, sentieri che noi curiamo da ormai 5 anni e ci dedichiamo, facciamo una giornata sociale per dedicarci alla pulizia di quest'area sentieristica dei 3 sentieri. E invece la settimana successiva, proprio a ridosso del Natale, facciamo la Ride for Panettone, che in realtà è un'iniziativa nata da Anna, appunto, di FVG Bike Emotion, che però quest'anno ha deciso di coinvolgerci e ci ha chiesto la possibilità, visto che lei fa anche quella disciplina chiamata gravel, appunto, che si sposa bene anche nella Bernardia Trail Area, ci ha chiesto di poter venire qui a fare una pedalata, la pedalata prenatalizia, no? E abbiamo ben accettato il suo invito e ci siamo messi a disposizione sua per fare questa cosa, insomma. Max, andiamo con noi, parliamo subito con l'iniziativa di questo weekend, quindi la pulizia dei sentieri. È una cosa che voi hai detto fate ormai da tempo. Quante persone sono coinvolte e che area andate a coprire? Allora, la nostra associazione Maglia Nera conta attualmente 26-27 soci, di cui 9 volontari, perché siamo un'associazione di promozione sociale, quindi abbiamo dei volontari all'interno dell'associazione, oltre a essere soci sono anche volontari. E svolgiamo questa attività da parecchi anni, ormai dal 2019 qui nell'area di Nimis, perché prima operavamo in altre aree, e prendiamo tutta quanta praticamente la parte del Monte Bernardia, quindi anche con la parte che insiste sull'Usevere 300, e la parte che sta un pochino più verso la pianura, diciamo, che sono i boschi della Lugnesie, dove ci sono 3 sentieri nei boschi della Lugnesie e 7 sulla Bernardia. Facciamo questo lavoro 365 giorni all'anno, ti faccio giusto l'esempio, e quest'anno abbiamo iniziato a contare più o meno negli ultimi 6 mesi, siamo a circa 950 ore di lavoro. Quindi diciamo che ci porta via parecchio tempo per poter offrire agli appassionati di mountain bike, e non solo, anche agli appassionati di trekking, dei sentieri sempre in ordine, sempre puliti, e con lo scopo di promuoverli turisticamente anche. Questo è importantissimo e da parte mia ti ringrazio e vi ringrazio come Maglia Nera di tutto l'impegno che ci mettete. Siete, hai detto, 9 volontari, no? Che andate sul percorso. Esatto, è chiaro che se arrivasse qualcun altro non sarebbe male, immagino, no? Assolutamente. Diciamo che i nostri soci, comunque siamo 9 volontari, però i nostri soci ci aiutano, tant'è che l'attività che facciamo questo sabato dalle 9 più o meno fino all'1 saranno 3-4 ore di lavoro per dare una sistemata, una pulizia, perché l'inverno, come ovviamente foglie che cadono, alberi che insomma hanno bisogno di essere un po' ripristinati, un po' rimessi a posto i sentieri, e quindi sfruttiamo questa giornata per fare un po' di attività, noi 9 volontari più i soci che vorranno farlo, più anche chiunque altro abbia interesse, perché ti dico che le frequentazioni nell'area sono parecchie, quindi tramite il tuo podcast invito chi ha voglia di cimentarsi in questa pulizia dei sentieri, che si concluderà con un pranzo e un taglio del panettone, ovviamente, viste le imminenti festività. Quindi chiunque voglia venire a darci una mano è ben accetto, assolutamente.
invito tutti a dare una mano e magari trovandovi attraverso i social, perché so che avete anche dei profili social attraverso i quali si può entrare in contatto con voi, no? Certamente, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un profilo Instagram, quindi diciamo che siamo facilmente reperibili, basta digitare Maglia Nera sui social e diciamo Maglia Nera Friuli Venezia Giulia, perché esistono altre cose che sono legate alla maglia nera ciclistica, e quindi però basta digitare Maglia Nera Friuli Venezia Giulia, Maglia Nera Nimis e saltiamo fuori. Hai fatto molto bene a sottolinearlo, anche perché c'è chi invece cerca il circuito maglia nera di gran fondo, ma quella è un'altra cosa. Assolutamente. L'area viene, hai detto, raggiunta spesso da appassionati di ciclismo, quindi mountain bike, ciclocross, chi fa trekking, anche tanti motociclisti sono lì in zona, perché insomma la zona del Bernadia, del Forte lassù è un ritrovo classico di motociclisti. Di solito quanto dell'inquinamento che riuscite a ripulire è causa dell'uomo proprio direttamente, proprio le classiche lattine piuttosto che le cartacce lasciate, e quanto invece causa del meteo? Allora, per fortuna diciamo che ultimamente con la coscienza ecologica che si sta sviluppando è raro trovare immondizie, rifiuti generati dall'uomo, perché pian piano stiamo iniziando tutti quanti noi a essere un po' più attenti all'ambiente, a queste cose, e diciamo che quello che noi andiamo a ripulire tanto spesso, ma nel 95% dei casi, è tutto quello che è naturale, quindi la crescita dei rovi piuttosto che la caduta di qualche albero, che può essere generato magari dagli eventi meteorologici, soprattutto quelli degli ultimi mesi, no? Novembre piuttosto che luglio e agosto, che sono stati dei mesi particolarmente ricchi di eventi infausti, no? Hanno colpito anche i sentieri qui e abbiamo lavorato parecchio per ripristinarli. Poi il nostro ripristino non è solo dato da una pulizia del sentiero, ma anche una manutenzione nel caso in cui si generino appunto eventi negativi come grosse piogge, e quindi dilavamento del sentiero, e noi ripristiniamo lo stato dell'arte precedente, quindi cerchiamo comunque di mantenere uno status quo dei sentieri per renderli sempre percorribili appunto da tutti gli utenti. Ottimo, questo al netto del fatto che sicuramente fate una fatica boia a portare avanti tutta questa iniziativa di pulizia. Mi solleva un po' quello che dici, perché insomma hai detto 95% cause naturali e 5% cause dirette. Mi solleva un po' questa cosa, ero preoccupato. E quindi Max, nel fine settimana tutti animis a dare una mano se possibile. Passando invece alla pedalata, è chiaro che mi incuriosisce questo matrimonio, no? Con Bike Emotion, lì poi chiederemo anche a Anna Andriani, però dal tuo punto di vista che tipo di unione è? Allora, il nostro scopo, come ti dicevo, uno dei nostri scopi, oltre a quello del ripristino dei sentieri per poterci andare in bicicletta, è anche la promozione dell'area, la promozione turistica della nostra zona, quindi del Monte Bernadia, della zona di Nimis. E questa promozione avviene attraverso le due ruote che qui si sviluppano bene in tutte le loro declinazioni, dalla mountain bike alla strada, perché sappiamo che la Bernadia, il Monte Bernadia è teatro di allenamento invernale, soprattutto per un sacco di ciclisti da strada, ma anche per chi vuole fare una mountain bike un pochino magari diciamola più tranquilla, facendo delle piste forestali, oppure con la bicicletta da gravel, quindi una bicicletta, questo ibrido, diciamo, magari i puristi della gravel mi guarderanno male, ma penso già cosa possano pensare. Comunque, okay. È un misto, la gravel non è nient'altro che una bicicletta, una mountain bike rigida, come si usavano 20-25 anni fa, però col manubrio da corsa. Quindi quello abbiamo pensato, ma perché non declinare anche l'offerta turistica dell'area verso le biciclette gravel? Perché noi 25 anni fa andavamo a fare queste piste forestali con le mountain bike con le biciclette e con le mountain bike rigide, quindi come la gravel di adesso, e si prestano molto bene queste piste forestali perché sono un terreno compatto, sono panoramiche e non hanno difficoltà tecniche tali da dover utilizzare obbligatoriamente una mountain bike. E quindi abbiamo detto vabbè, proviamoci, no? Decliniamo l'offerta sui 360 gradi proprio, no? Ma mi piace questa cosa, davvero mi incuriosisce, mi entusiasma, anche perché
di solito si dice sempre no, ma ormai c'è poco da inventare, c'è poco da fare, invece questa è un'iniziativa nuova, innovativa quasi per il territorio, quindi complimenti. Sì, diciamo che è innovativa perché le gravel qui non si vedevano spesso, però io ci credo. Poi magari Anna mi smentirà e dirà, dopo aver fatto la pedalata mi dirà non ci torno mai più perché è troppo, ma spero di no. Penso che sia comunque una cosa fattibile, perché è comunque una pedalata fra amici, fra appassionati, dove non si deve gareggiare, quindi se uno mette giù il piede per terra non è un problema. Quindi questo è anche un ottimo spirito con cui affrontare questa iniziativa. Max, ne riparleremo anche nelle prossime settimane, chiaramente faremo anche un commento, un consuntivo da quello che evoluirà poi nell'iniziativa della pedalata. Ti chiedo, conoscendo tu perfettamente tutta la zona di Nimis, del Bernadia, delle valli del Torre, delle altre valli del Torre, c'è qualche percorso nuovo oppure la possibilità di interpretare diversamente qualche percorso già esistente da proporre a chi vuole venire a pedalare lì? Sì, allora, noi risistemiamo una parte, come ti ho detto prima, dei sentieri, ma ce ne sono tanti altri che sono lì pronti per essere visitati in maniera un pochino più selvaggia, diciamo, perché noi manteniamo questi sentieri, abbiamo deciso di ripristinare una serie di sentieri per poter avere dei percorsi che sono legati, però esistono parecchi altri sentieri che uno potrebbe andare a visitare con la bicicletta o anche a piedi, perché ce ne sono tanti. Noi abbiamo obbligatoriamente, per una questione di risorse sia in termini di uomini sia in termini logistici, abbiamo dovuto scegliere una serie di sentieri da ripristinare, da mantenere, però ce ne sono, ti dico io che ce ne sono tanti altri, e tante volte andiamo anche a farci i giri su questi sentieri che non manteniamo per fare quella cosa un po' più selvaggia, magari un pochino più diversa dal solito, chiamiamola così, per non andare sempre negli stessi posti, no? Per non mangiare sempre la stessa minestra, capito? Però ce ne sono. Bene, e anche questa è un'ottima conferma su una curiosità che avevo. Max, allora siamo ormai in chiusura di questa intervista. Ti chiedo la mia solita domanda, da qui il giorno di Natale, dopo che avrai fatto tutto, sia la pulizia sia anche la pedalata, a Natale sarai contento se, puntini, finisci tu il pensiero. A Natale sarò contento se ci sarà un pochino di più attenzione verso l'ambiente, un po' di più attenzione verso noi stessi, e un po' meno cattiveria e presunzione di sapere sempre tutto da parte delle persone, perché purtroppo, per fortuna purtroppo, i social, ma questo è un altro argomento, hanno liberato un po' il malvagio che c'è in noi, e tutti quanti abbiamo la possibilità di dire le cose malvagie. Pensiamo ogni tanto a dire le cose un pochino più positive, cerchiamo di essere un po' più positivi verso tutti gli altri, siamo sempre troppo negativi verso gli altri. Sottoscrivo al 100% e non aggiungo nient'altro, perché sono d'accordo con Massimiliano Misdalis. Mas, grazie per... Io se posso chiudo solo con certo. Con il nostro motto, il motto di Maglia Nera, che deriva da una frase che ci ha detto in una presentazione alla stampa Gary Fisher, l'inventore della mountain bike, che un po' racchiude il senso di quello che facciamo: ride, smile and finish, ossia pedala, sorridi e basta, cioè non facciamoci troppi pensieri, pedaliamo, divertiamoci e basta, ride, smile and finish. Spettacolo. Max, grazie di aver partecipato a Fuel Bike. Figurati, grazie a te dell'opportunità, come sempre. L'abbiamo invocata, ne abbiamo parlato, ci siamo chiesti tutti cosa penserà Anna Andriani della pedalata che con FVG Bike Motion farà assieme alla Maglia Nera. Ed eccola qua, Anna Andriani, grazie per il tempo che ci dedichi, Anna. Ti abbiamo preso telefono perché vogliamo sapere come mai avete scelto Maglia Nera come Bike Motion. Buongiorno a tutti. Sì, niente, allora diciamo che questa Ride for Panettone è alla seconda edizione. L'anno scorso avevamo fatto una pedalata su strada e quindi quest'anno volevamo fare qualcosa di diverso, e visto che va tanto di moda, adesso va per la maggiore questo off-road, abbiamo detto gravel e mountain bike, e da lì ho pensato subito a Max, perché ci eravamo già sentiti nei mesi precedenti per organizzare prima o poi un evento assieme, e mi sembrava l'occasione giusta. Gliel'ho proposto, lui ha subito accolto la proposta, e niente, quindi faremo questa Ride for Panettone off-road e
niente, vediamo cosa succede quest'anno. È uno spettacolo, ma io vado in brodo di giuggiole quando ci sono queste iniziative, perché è un perfetto connubio tra interesse attenzione per il territorio, opportunità anche logistica di unire due entità che hanno più o meno lo stesso obiettivo, e anche si offre un'opportunità nuova, perché è una cosa innovativa questa per voi, ce lo confermi? Sì, infatti sono molto contenta, perché FVG Bike Emotion è nata proprio come vetrina per presentare il Friuli Venezia Giulia da un punto di vista cicloturistico, perché secondo me sono di parte, però è una regione veramente che si presta per questo tipo di attività e non ha nulla da invidiare ad altre regioni italiane, anche più inflazionate da questo punto di vista. E quindi sì, io sono sempre felice di proporre qualcosa nella nostra regione. E con Max c'è stata subito una comunione di intenti, e poi lui era il massimo esperto sul fatto dell'off-road, soprattutto le sue zone si prestano veramente tanto per questo tipo di pedalate, e quindi da qui è nata insomma quest'idea che adesso stiamo portando avanti. Sono molto, molto contento e confermo anche, sono d'accordo con te sul fatto che la nostra regione, la nostra terra sia perfetta per queste iniziative. Gravel, abbiamo detto, una cosa innovativa. Tu fai gravel oppure ti concentri su strada e le gravel è la prima volta? Com'è il tuo rapporto con il gravel? Allora, io ho la bici da strada e la gravel, quindi sì, mi piacciono entrambe le cose, mi piace appunto diversificare. Non ho la mountain bike, quindi quello un po' mi manca, però diciamo che con la gravel c'è già la possibilità di fare percorsi nuovi, esperienze diverse. Mi piace moltissimo, mi sto appassionando e non voglio dire che sostituirà la bici da strada, però forse c'è questo rischio, perché veramente mi piace tanto uscire in gravel, e quindi penso che la nostra regione sia veramente, si presta anche da questo punto di vista. E poi sei fuori dal traffico, sei in mezzo alla natura, cioè secondo me il gravel veramente sarà il futuro. Io penso che quando hanno stilato la classifica Sole 24 Ore sulla provincia dove si vive meglio, questo dato del si può vivere queste iniziative, queste esperienze, questa anche opportunità di fare sport all'aria aperta in mezzo alla natura a 2 passi da casa, penso che sia uno degli elementi che hanno meglio rappresentato il valore che poi ha raggiunto la provincia di Udine. Detto questo, Anna, sappiamo che tu sei comunque impegnata su più fronti, non solo con FVG Bike Emotion, ma hai tante iniziative. Ci puoi raccontare un po' lo stato dell'arte di quello che stai portando avanti? Ma allora, sicuramente le iniziative con FVG Bike Emotion, nel senso di una promozione continua, quotidiana della nostra regione da un punto di vista cicloturistico sul nostro profilo Instagram, e con eventi, spot, per appunto vivere nel vero senso della parola la nostra regione. E dopodiché adesso abbiamo in cantiere la creazione di una nuova squadra per il cicloturismo e anche per un ambito un po' più agonistico, e quindi insomma tanti progetti che anche per il 2024 ci terranno impegnati, e insomma siamo molto curiosi, molto determinati da questo punto di vista. Ci ha dato anche un'altra notizia, quindi si crea una nuova società, una nuova associazione sportiva. Sì, questa adesso l'ho sparata, forse dovevo tenerla più riservata, però ormai diciamo che i tempi sono maturi, quindi si può dire, ecco, stiamo lavorando per... Bene, saranno contenti anche in federazione per una nuova affiliazione. Salutiamo chiaramente anche tutti gli amici della Federazione Ciclistica Italiana, ma anche di tutti gli enti di promozione sportiva, così abbracciamo idealmente tutti. Tornando, riannodando i fili del discorso sull'argomento dell'intervista, Anna, diamo anche un po' di informazioni logistiche su cosa deve fare chi vuole partecipare alla corsa del panettone. Allora, per iscriversi può contattare direttamente o me o Max, i riferimenti li trova sul profilo Instagram di FVG Bike Emotion oppure su quello della Bernardial Trail Area. L'evento sarà sabato 23 dicembre, la partenza alle 9:30,
i chilometri sono pochi, una quarantina di chilometri, mi rendo conto che il dislivello non è banale perché sono 1000 metri di dislivello, però in quelle zone è impossibile stare in pianura, quindi diciamo che è un dislivello sicuramente importante, però lo faremo con un'andatura cicloturistica. E lo scopo della manifestazione è stare bene assieme, divertirci e soprattutto concludere con un brindisi, un panettone, qualche tartina, insomma un momento conviviale per farci gli auguri. Domanda da parte di chi, tipo i giornalisti che curano questo podcast, se chi non vuole pedalare ma vuole solo partecipare alla panettonata successiva, lo può fare oppure no? Assolutamente sì, e il ritrovo poi per il brindisi finale è verso la mezzaluna a Nimis, quindi ben volentieri, anche per farsi solo gli auguri di Natale, assolutamente tutti sono ospiti ben accetti. Molto bene, mi solleva parecchio questa cosa, perché i 1000 metri di dislivello, venire anche tu. No, sai che più che altro i 1000 metri di dislivello, diciamo che non dico che mi preoccupano, ma certamente hai detto tu, non è un dato banale su quel non è banale, però sì, ho dato carta bianca a Max per il percorso, visto che lui era il padrone di casa, e pare che in quelle zone sia impossibile fare un minimo di pianura, e quindi questo è impossibile davvero, per cui vedremo cosa va a succedere. Anna, con la promessa che ci risentiamo subito dopo Natale per fare un consuntivo in bilancio dell'iniziativa, ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a Friul Bike e in bocca al lupo per questa Ride for Panettone. Grazie mille, grazie a voi, a presto. Amici, abbiamo terminato anche questo podcast. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato su Radio Spazio 103 e ricordo a tutti che questa trasmissione, l'unica, solo ed esclusivamente dedicata al ciclismo friulano, è disponibile pure su Spotify. E se volete confrontarvi con me sui temi del ciclismo friulano, non dovete far altro che cercarmi sui social e aggiungere l'hashtag FreeUlBike ai vostri post. Un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao ciao! Insegui la tua storia ovunque vada, macina chilometri di strada, l'hai voluta tu la bicicletta, più in fretta, più in fretta. Friul Bike.